Buonasera a tutti signori, bentornati sul nostro canale, signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare gli ultimi aggiornamenti di calciomercato riguardanti la nostra squadra. Prima di continuare brevemente, come sempre, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro Napoli. Inoltre vi ricordo che se vi va vi potete abbonare per diventare i protagonisti della nostra redazione. In questo video oggi abbiamo importanti rivelazioni direttamente da Alfredo Pedulla nel corso del suo intervento a Sport Italia. Il Napoli, infatti, signori, come sapete, vi abbiamo già raccontato diverse volte, è al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. Il direttore sportivo del sodalizio campano, Giovanni Manna, non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già imbastito i primi colloqui per diversi giocatori da portare in azzurro in vista della prossima stagione. Arrivano infatti per voi, signori, degli aggiornamenti a tal riguardo. In particolar modo il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedulla, nel corso del suo intervento, come di consueto, no, tutte le sere a Sport Italia, ha svelato delle importanti novità sulle mosse della società campana, dichiarando: Antonio Conte resterà sulla panchina del Napoli ed è già al lavoro sia con Giovanni Manna che con Aurelio De Laurentiis. Nella lista dei tre ci sono ben 9 nomi di questi 6 difensori. Ciò significa che la priorità di di Conte è quella di rinforzare la propria difesa. Il primo nome monitorato dalla società azzurra è quello di Solé, calciatore che piace particolarmente sia ad Antonio Conte che ai dirigenti campani. Inoltre il Napoli sta valutando, come vi abbiamo già raccontato, un sostituto di Kvaratskhelia. Infatti, come sapete, a gennaio è stato ingaggiato Okafor dal Milan in prestito per far fronte solamente all'emergenza, ma a giugno il giocatore, a giugno quindi ecco, dovrà arrivare un calciatore con determinate caratteristiche che possa sostituire in tutto e per tutto il fuoriclasse georgiano. Ha sottolineato anche lo stesso Alfredo Pedulla. Ed ecco quindi che il Napoli è strettamente al lavoro, no? In particolar modo con Manna, per la ricerca di profili da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Vi segnalo, oltre a Solé, il ritorno di fiamma per Comuzzo, per il quale era stato già fatto un tentativo a gennaio, e in avanti occhio a Paixão del Feyenoord, profilo che piace tantissimo soprattutto ad Antonio Conte. Comuzzo, Solé, Paixão, 3 colpi per Antonio Conte per rilanciare in maniera definitiva il Napoli. Grazie per essere stati con noi.